È la prima volta nel Tigullio che si sperimenta la raccolta dei rifiuti agricoli, un servizio atteso da anni e che partirà a novembre. Molti dei rifiuti infatti sono considerati speciali e non possono essere gettati in un normale cassonetto, ma smaltiti in sicurezza. Ad esempio fitofarmaci o insetticidi scaduti, i contenitori vuoti, le maschere, i filtri utilizzati per i trattamenti e così via. Il servizio è promosso dagli olivicoltori sestresi. Nicola Gandolfo spiega come fare per aderire. Viene da noi, lo iscriviamo online alla piattaforma di Carvin, che è la ditta di ambiente toscana che fa questo servizio per conto della cooperativa con la quale noi siamo convenzionati, verifica quanta quantità di rifiuti da smaltire ha e si mette d'accordo direttamente con la ditta per lo smaltimento. La ditta verrà un giorno convenzionato in cooperativa, sia a Sestri che a Panesi, si informerà con il cittadino della determinata ora, si darà un appuntamento, lui porta i suoi rifiuti, gli viene ritirato il tutto a fronte di una spesa che varia dal socio a non socio della cooperativa, e gli viene però rilasciato il formulario dei rifiuti con cui lui dimostra come ha scaricato il rifiuto pericoloso o non pericoloso. Un incontro informativo sul tema si terrà venerdì 6 settembre alle 18 in cooperativa Sestri Levante. Sono invitati agricoltori e olivicoltori del territorio. Il servizio infine è utile ma costoso sia per la ditta sia per la cooperativa, perciò è importante stabilire i giorni precisi per il ritiro dei rifiuti. Loro verranno a fronte di 30-40 richieste al giorno, o se sono anche di più si fermeranno più giorni. L'importante è che quando loro vengono ci mettiamo d'accordo in modo che non perdere tempo e che siano tutti appuntamenti predeterminati, in modo che uno si tiene a casa i suoi rifiuti e li smaltisce una volta o 2 volte all'anno.